L'indagine della procura romana che coinvolge Veneto Banca non fa tremare solo i vertici dell'istituto. Le perquisizioni odierne lasciano col fiato sospeso anche i soci, i clienti e i dipendenti della società cooperativa per azioni passata al setaccio dalle Fiamme Gialle. Quello che si teme ora è un effetto domino anche sul tessuto dell'impresa locale, che è legato strettamente alle vicende della banca. Avrà dei tempi poi per elargire e per rifinanziare il lavoro nella nostra provincia con un allungamento dei tempi stessi, per cui una grande preoccupazione soprattutto per i piccoli azionisti, per le piccole famiglie, per i pensionati e per gli imprenditori ed artigiani che credevano in questa banca. Veneto Banca rientra tra quegli istituti interessati dalla recente riforma del credito cooperativo voluta dal governo, ma se per la sorte giudiziaria dell'inchiesta bisognerà ancora attendere, quelli che non possono aspettare sono coloro che vedono i propri interessi dipendere dalla buona salute dell'istituto di credito. Una situazione bancaria che in Veneto viene definita dal presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato di una debolezza preoccupante. È urgente che il sistema bancario regionale si doti di gestioni trasparenti, è il commento di Ruffato, di programmi di sviluppo sostenibili e di vertici in grado di ragionare su uno scenario molto differente rispetto ad alcuni decenni fa. Non vorremmo scoprire che l'economia regionale, conclude Ruffato, debba puntare su banche e finanze lontane dal territorio e dalle sue esigenze. Timore per i dipendenti, molti dei quali sono anche soci, viene espresso dalla segreteria nazionale della Federazione Autonoma Bancari Italiani. Ma Veneto Banca è un nome indissolubilmente legato a Montebelluna, dove, spiega il sindaco, oggi è piovuto un fulmine a ciel sereno. È un fatto inaspettato, soprattutto dopo l'assemblea che ha creato le condizioni per il rinnovo dei vertici di Veneto Banca e quindi anche per il rilancio dell'istituto. Tuttavia in queste ore dobbiamo attendere di conoscere le ragioni degli inquirenti e nel frattempo portare grande prudenza, perché siamo in una fase di accertamenti, non in una fase processuale.